Di nuovo insieme, di nuovo in diretta straordinaria per tirare le fila di questa giornata di cronaca scandita da diversi fatti. Non c'è più soltanto l'emergenza coronavirus, ci sono tante emergenze che traggono fonte per certi versi proprio dal Covid-19. Tra queste la notizia del giorno in Veneto, nella Marca trevigiana, ovvero la tensione che si è registrata in mattinata alla caserma Serena di Casier, nella cintura urbana di Treviso, dove circa 330 richiedenti asilo hanno protestato, si sono mobilitati. Questo perché tra ieri e questa mattina è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus che riguardava un operatore di origine afghana che era rientrato da un periodo di ferie. L'operatore è stato portato al Cafoncello di Treviso e gli ospiti della struttura di Casier, della caserma Serena, sono stati isolati, messi di fatto in quarantena in via preventiva. Sono iniziati i tamponi, quindi di fatto la tensione poi è rientrata nel primo pomeriggio. Tanti comunque i fatti. Vedo già collegata una delle nostre ospiti che ci aiuterà a fare un po' chiarezza su quello che sta avvenendo a livello nazionale e comunitario. Ringrazio Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Vedo che si è aggiunto anche Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera, grazie. Ecco, Moretti, comincerei da lei e comincerei proprio dal fatto un po' politico di queste ore, perché c'è attesa per gli stati generali dell'economia che sono stati annunciati dal Premier Conte e che partiranno nelle prossime ore. Le chiedo qual è l'obiettivo ultimo di questi stati generali. Lo chiedo a lei in qualità di rappresentante del centrosinistra. Beh, innanzitutto grazie per dare voce anche all'Europa e alla dimensione, diciamo, dell'Europa. Allora, la finalità è quella di capire ovviamente quali saranno le azioni da inserire all'interno del piano di investimenti, del piano operativo che lo stesso governo dovrà presentare tra settembre e ottobre, perché lei sa bene che di questi 170 miliardi che probabilmente arriveranno al nostro paese, di cui 80 miliardi a fondo perduto, dovranno prevedere come dire, una serie di iniziative e di riforme, e quindi saranno utilizzati per far fronte a delle iniziative forti, importanti di ammodernamento del nostro paese. Cioè, a dire, l'Europa ha messo in campo una potenza di fuoco per quanto riguarda le risorse stanziate, ma non lo fa poi disinteressandosi di quello che i Paesi membri faranno. Cioè, queste risorse dovranno essere una grande occasione e dovranno essere spese nel modo più utile ed efficace ed efficiente per rendere il nostro paese finalmente all'altezza delle sfide. Un paese che deve essere ammodernato, un paese che deve tagliare definitivamente la burocrazia e quindi riformato nella sua pubblica amministrazione, nella giustizia. Un processo in Italia dura 10 anni, in Germania 2 anni e mezzo. Questo evidentemente allontana gli investitori, ma poi abbiamo anche un problema di infrastrutture, quindi di rilancio del piano infrastrutturale. Diciamo, gli stati generali servono sostanzialmente per raccogliere da ultimo, diciamo, tutte le istanze che provengono dalle categorie economiche e sociali. Sarà presente anche il commissario Gentiloni, sarà in collegamento Ursula von der Leyen, il Presidente del Parlamento David Sassoli, e quindi io mi auguro che da questo vertice, diciamo, nasca poi un progetto operativo. Adesso le parole, diciamo così, su come dovremmo costruire l'Italia ci sono, il disegno credo
può essere anche chiaro, visto che Colau ha presentato un piano importante nei giorni scorsi. Adesso dobbiamo però, e devono in particolare quelli che governano il Paese, devono metterlo in pratica. Certo, e chiedo quindi passare dalle famose parole ai fatti. Questo è l'obiettivo, lo vedremo fra 10 giorni e tutti ci auguriamo che sia davvero così, perché l'emergenza riguarda tutti. Oggi i dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale sono drammatici, si parla di un autunno davvero nero. Per quanto concerne l'Italia, si parla di 1,5 milioni di posti di lavoro a rischio al rientro dalle vacanze per chi ovviamente le può fare. De Carlo, il centrodestra però non ci sarà questo appuntamento degli Stati Generali, ha declinato l'invito, come mai? Beh, insomma, noi non siamo disposti a fare delle passerelle, tra l'altro in una location che non è che porti molto bene. Insomma, l'ultima volta fu la sede del campo fu ospitato Gheddafi, non è che a Gheddafi poi sia andata poi così bene, quindi anche la scelta della location è abbastanza così alquanto discutibile. Quello che noi vorremmo è che i confronti degli Stati Generali si facciano all'interno del Parlamento. Siamo deputati della Repubblica, siamo stati eletti per rappresentare gli italiani. Non vedo perché il confronto debba tenersi in una location, in una villa per quanto prestigiosa come Doria Pamphili, che io conosco anche abbastanza bene, ma non vedo perché debba essere fatta lì in uno stile Grande Fratello, quando con dei VIP, con dei personaggi anche abbastanza bizzarri, quando si poteva tenere tranquillamente un confronto politico all'interno del Parlamento. Io capisco che a qualcuno il Parlamento possa dare fastidio, anche perché calano nei sondaggi e meno possibilità ne hanno di ritornare, quindi magari stanno cercando una location differente per passare anche i prossimi 5 anni, però io credo che la sede più appropriata per discutere di politica e per cercare di essere utili agli italiani non sia una villa, per quanto prestigiosa, in un parco, ma sia sicuramente il Parlamento, ed è per questa ragione che il centrodestra non diserta, semplicemente crede che la sede più appropriata sia, guarda caso, pensa un po', il Parlamento. Moretti, la questione però ha a che fare con l'Europa. Più volte lei è stata nostra ospite e ci ha riferito dei vari strumenti che sono stati messi sul piatto dall'Unione Europea. C'è un dibattito in corso che riguarda questo Next Generation Plan, sostanzialmente da 750 miliardi di euro. Dove sta andando la discussione? Perché non manca giorno che non ci siano paesi che prendano le distanze da questo strumento. Che clima c'è in Europa? Cosa ci può riferire di prima mano? Beh, innanzitutto noi siamo in attesa del 19 giugno, data in cui appunto si riunirà il Consiglio europeo. Lei sa bene, l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato nel corso di questa trasmissione, che appunto un ruolo l'ha svolto il Parlamento europeo, la Commissione europea con David Sassoli, Ursula von der Leyen, altro lo gioca invece il Consiglio europeo, dove siedono i capi di Stato e di governo e dove ovviamente la trattativa è molto difficile e fanno fatica a mettersi d'accordo tra maggioranza e figuriamoci maggioranza e opposizione in Italia, figuriamoci che cosa vuol dire mettere d'accordo 27 stati diversi con 27 opinioni pubbliche diverse. Ma ciò nonostante noi di passi in avanti ne abbiamo fatti. Voglio dire e voglio ricordare a chi ci ascolta che al di là del recovery plan, quindi Next Generation EU, che prevede 750 miliardi, la fetta più importante dovrebbe arrivare all'Italia con 170 miliardi, non è l'unico strumento. Noi abbiamo già dato a disposizione dei Paesi membri e quindi anche dall'Italia a partire dal 1° giugno 3 strumenti fondamentali che sono MES, da 36 miliardi per l'Italia, che sono i fondi per la piccola e media impresa, circa 30 miliardi, e altri miliardi che riguardano il piano SURE, dei 100 miliardi appunto che riguardano tutte le misure contro la disoccupazione.
Di questi 540 miliardi, 100 miliardi sarebbero già a disposizione del nostro Paese se il governo vorrà attivare questi strumenti. Il MES, lo voglio ricordare, non ha condizionalità, quindi è un MES totalmente diverso rispetto al passato, è cambiata la strategia. Ovviamente se il governo lo utilizzasse questi 36 miliardi, risparmierebbe in 10 anni circa 5 miliardi di tassi di interesse e potrebbe rimettere a posto la sanità, come appunto gli ospedali, i nuovi dispositivi sanitari, le case di cura ad esempio. So che all'interno della maggioranza c'è un dibattito molto forte tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Francamente trovo che dire no al MES in un momento come questo, in cui l'Italia ha bisogno di fondi e di risorse come il pane, sia una irresponsabilità grande da parte, diciamo, di un pezzo, diciamo, del governo, e mi auguro che si cambi idea su questo. Cambiare idea è da persone intelligenti, non è incoerenza. De Carlo, si può anche cambiare idea quando cambiano le condizioni. Certo, ma De Carlo, ecco, parlando di MES abbiamo visto delle alleanze trasversali, queste del resto sono le geometrie variabili della politica. Fratelli d'Italia dice da sempre di no al MES, perché? Insomma, perché le condizionalità che esistono oggi, le condizionalità per attingere ai 36 miliardi che sarebbero destinati solo alla sanità, sono condizionalità che arrivano, non ci sono light fino al 2022, poi verrebbero assolutamente ripristinate, c'è scritto nero su bianco sul documento, le condizionalità, quelle che hanno portato la Grecia nelle condizioni che conosciamo. Io sarei felicissimo se tutti i miliardi che la Moretti poco fa ha illustrato fossero soldi veri e non quelli del Monopoli. In realtà purtroppo la situazione è ben diversa da questa. Il Recovery Fund, ad esempio, che è l'unica misura che è stata trattata senza aver chiusa la partita rispetto per esempio alla BEI, alla SURE o al MES, che fanno parte del documento dell'Eurogruppo. Sul Recovery Fund c'è semplicemente una bozza di intesa che però è fortemente condizionata non soltanto dal fatto che i 750 miliardi poi ci siano e vengano versati da tutti gli stati, ma anche dal fatto che debbano essere ripartiti poi in quota parte per ogni stato a secondo della percentuale del PIL dello stato rispetto al PIL europeo. Quindi agli italiani, per effetto del fatto che ne versino 96 e lo stanziamento sarebbe di 153, agli italiani poi arriverebbero 56 miliardi. Di questi 56 miliardi, ricordo a tutti perché non sono di disponibilità immediata, sono in 4 anni e a partire dal 2021, quindi 2021, 2022, 2023 e 2024. Non ci è dato sapere ancora quali sono le condizionalità, c'è un nodo da sciogliere anche su questo, cioè cosa comporta. Sono appunto dal 2021, c'è il tema ancora se tutti poi lo versino e soprattutto se tutti siano assolutamente d'accordo rispetto a queste. Vediamo a questa misura, vediamo che c'è un blocco netto, insomma, differente tra gli stati del nord o magari anche quelli più piccoli come l'Olanda, la Germania, ed altri come la Spagna e magari l'Italia che hanno una visione totalmente differente. Quindi un assoluto punto di domanda. Per ciò che attiene invece alla banca di investimento europeo, sì è vero, se i 25 miliardi da moltiplicatore ne producono 200, benissimo, 25 miliardi ricordo di garanzie. Altrettanto vero però che ci sono degli studi che dicono che a fronte di una garanzia di 100 le banche sempre stimano una perdita, cioè un fatto che non si rientri con quel capitale di circa il 20%. Beh, a seguito di questa crisi la stima è quasi del 50%, quindi è evidente che c'è una situazione economica totalmente differente. Per lo SURE vale un po' la stessa metodologia del presunto Recovery Fund, è vero, fanno 25 miliardi, all'Italia dovrebbe contribuirne con 3 per le casse integrazioni. Beh, a quel punto, siccome saranno comunque interventi dilazionati negli anni e anche con la condizionalità, quella sì, a questo punto conviene utilizzare direttamente i 3 miliardi che si vanno a generare di debito pubblico per pagare questa quota a parte direttamente senza partecipare a un fondo.
Guardi, io Chiarissimo. anch'io aspetto con ansia il 19 giugno perché i toni trionfalistici post approvazione, post riunione dello scorso Abbiamo 8 giorni, vedremo cosa succederà. Un altro tema di questi giorni, e ci spostiamo più sul fronte regionale, sul fronte interno, comunque del confronto fra Stato e Regioni, che è stato molto acceso in questo periodo, riguarda la data delle elezioni regionali. C'è un gran dibattito, ci sono 1000 tensioni e lei, Moretti, che è stata sfidante di Zaia nella precedente tornata, cosa pensa di questo dibattito che si è acceso attorno alle elezioni regionali? Sono da fare subito? Si può aspettare settembre? Che cosa le pare questa discussione? Ma mi pare una discussione assolutamente inutile e impropria in un momento in cui il Parlamento italiano dovrebbe discutere su altre questioni e decidere tutti insieme, magari anche l'opposizione, per il bene ovviamente del Paese. Credo che la data dovrebbe essere stata indicata nel 20 settembre, si voti il 20 settembre. Quello che a me interessa è che le scuole non diventino seggi elettorali. Per favore, votiamo all'aperto con i gazebi, ma non interrompiamo delle lezioni scolastiche che si avviano, spero e mi auguro, in normalità, diciamo limitata, ma quantomeno facciamo ritornare questi ragazzi a scuola e non interrompiamo nuovamente, diciamo, le lezioni. Per cui per me si voti a luglio, si voti a settembre, cosa più probabile, l'importante è che, voglio dire, non si violano altri diritti come quelli appunto dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Detto questo, prima però ho sentito una serie, scusate, di un po' di inesattezze, un po' di numeri a caso, nel senso che non capisco perché i soldi dell'Europa non dovrebbero essere veri, mentre quelle della regione, dello Stato sì. E voglio ricordare al collega che la Banca Centrale Europea, come ha ricordato Mattarella, è per noi, rappresenta per noi una sorta di respiratore cui siamo attaccati. La Banca Centrale Europea ha già comprato più di 300 miliardi di titoli italiani. Se non avessimo quella, ovviamente saremmo stati già spacciati. E poi il MES non esisteva quando c'è stata la crisi greca, quindi è assolutamente improprio fare, come dire, questo paragone, e il MES non presenta nessun tipo di condizionalità se non quella di spendere i soldi, che sono 36 miliardi per la spesa sanitaria. Per quanto riguarda invece SURE sono 20 miliardi e non 5 quelli destinati all'Italia, e per quanto riguarda i 200 miliardi della BEI sono circa 40 miliardi destinati all'Italia. Quindi è vero che il 19 di giugno si dovrà decidere sul Recovery Fund da 750 miliardi, di cui la parte più grossa va all'Italia, che avrà un saldo attivo perché ne versa 90 e ne riceve 170 miliardi più i 100 degli strumenti che ho appena detto. Quindi siamo a 270 miliardi, quindi molto di più di quello che versiamo. Ma è anche vero che noi in Europa abbiamo già dato al governo italiano la possibilità di utilizzare questi 100 miliardi che sono disponibili dal 2 giugno, quindi non vedo perché non si attivino questi soldi. Per cui anziché fare del terrorismo psicologico sul cappio al collo, sulle condizionalità, l'Europa in questi giorni, in queste settimane, vorrei ricordare che in 2 mesi noi abbiamo mobilitato 1.670 miliardi rispetto alla crisi del 2008, ci abbiamo messo 40 giorni rispetto ai 4 anni del whatever it takes di Mario Draghi. Quindi raccontiamo anche l'Europa che è cambiata e che sta facendo passi in avanti, e non soltanto l'Europa di una narrazione sovranista che esiste magari sì in Olanda, ma quelli sono gli amici di Salvini e della Meloni, non è che sono gli amici nostri. Noi stiamo facendo una battaglia, caro De Carlo. Mi piacerebbe che voi in Europa steste dalla nostra parte, cioè battiamoci insieme perché l'Europa veramente faccia dei passi in avanti importanti. Ma dire semplicemente che l'Europa è brutta e cattiva non serve a nulla, serve contare nei tavoli che contano, e io, come dire, aspetto a braccia aperte i colleghi di De Caro qui in Europa, qui a Bruxelles, perché insieme secondo me possiamo fare un grande lavoro, possiamo dare un grande contributo al nostro Paese.
De Carlo, lei Moretti ributta la palla al centro. De Carlo, lei disegna, dice Moretti, un'Europa brutta e cattiva. Poi andiamo verso conclusione. Prego. Semplicemente ho dato dei dati reali. Il 20 di giugno, caro Arbois, ci ritroviamo e vediamo se i dati reali, o quelli che arriveranno nelle tasche degli italiani, sono quelli che ho detto io o quelli che ha detto la collega Moretti, a cui ricordo che mi chiamo De Carlo e non De Caro come il sindaco di Bari. Vabbè, un lapsus. Sindaco, però è un ottimo sindaco, scusami, ma è un ottimo sindaco, quindi scusami De Carlo, ma il collega è un ottimo sindaco. Al di là di questo, però, ecco, ti invito a vedere bene le percentuali che spettano all'Italia, perché ti assicuro che le abbiamo analizzate e studiate. A me piacerebbe che voi di Fratelli d'Italia in Parlamento nazionale diceste sì ai 36 miliardi del MES e magari diceste al Movimento 5 Stelle che dire no, o a Salvini che dire no è in questo momento assolutamente diciamo da irresponsabili, perché toglie risorse importanti al nostro paese che potremmo liberare per altri settori strategici. Ringrazio la collega Moretti per diciamo così, consigli sul programma. Il programma di Fratelli d'Italia lo scriviamo noi ovviamente e non la Moretti. Quanto all'invito ai grillini, certo. I 5 Stelle sono i vostri alleati di governo, non credo dobbiate passare attraverso l'opposizione per avere un dialogo con i grillini, perché io non... Insomma, allora mi pare di capire che comunque sia già partita la campagna elettorale, indipendentemente da quella che sarà la data delle elezioni regionali. Comunque sull'Europa adesso, a parte le battute, la partita è assolutamente importante e i conti li faremo sicuramente alla fine. Il 19 giugno, il 20 di giugno magari ci ritroviamo e riflettiamo e approfondiamo proprio i dati, i numeri che usciranno da quel confronto. Certo. Io vi ringrazio assolutamente per la vostra disponibilità. Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, e Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, deputato e coordinatore regionale. Grazie per davvero, buona serata, buon lavoro a entrambi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, poi andiamo a Paese. Di nuovo in diretta con il nostro nuovo ospite, il sindaco di Paese Katia Uberti. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e ai telespettatori. Perché Paese? Perché a Paese c'è stato un fatto di cronaca, lo sapete tutti, gravissimo, terribile, con la morte di 2 donne rimaste carbonizzate in un incendio. Ve lo abbiamo raccontato nel corso del nostro telegiornale. Si procede, la Procura della Repubblica di Treviso procede per incendio colposo. Sergio Miglioranza, il marito della 67enne di Franca Fava, sarà dimesso probabilmente nelle prossime ore e si indaga a 360 gradi. La sorella di Miglioranza ci ha riferito che l'uomo non sapeva nulla, non sapeva della morte della moglie finché non è arrivato in ospedale. Una vicenda scioccante, immagino, sindaco. Come ha reagito la comunità di Paese? Certo, è stata una tragedia grande per la nostra comunità e diciamo che comunque ha colpito parecchio. Spiace ovviamente perché ci sono state due decessi. Peraltro una persona piuttosto schiva, non la conoscevamo noi come servizi sociali, come comune, perché io mi sono recata sul posto immediatamente la mattina dopo essere stata contattata dai vigili del fuoco e la situazione dei depositi materiali era una cosa veramente impressionante. Peraltro devo dire, fare un plauso ai stessi vigili del fuoco, perché per domare gli incendi, per chiudere un po' quella che è la partita, ci hanno impiegato più di una giornata, dall'1 di notte fino a ieri sera, rischiando essi stessi in prima persona, perché purtroppo la presenza di bombole ha messo veramente a repentaglio la vita anche di coloro, i soccorritori. È un evento tragico, diciamo che a Paese ne ha risentito parecchio, certo. Ecco, perché ricordiamolo, il cortile dell'abitazione era
colmo di oggetti sostanzialmente, ma era una situazione quindi sconosciuta ai servizi sociali, questo di fatto, Sindaco? Sì, purtroppo sì, perché poi la zona peraltro è in una strada chiusa, non vi sono abitazioni adiacenti, ma solamente c'è una ditta e poi un'altra fabbrica, pertanto non vi è spesso passaggio di frontisti o di abitanti presso questa casa, questa abitazione che è appunto alla fine di questa strada appunto chiusa. Di fronte peraltro vi è una fitta vegetazione, quindi è poco visibile. Abbiamo riscontrato situazioni similari nel nostro territorio anche in anni passati e normalmente ci sono stati segnalati proprio dai vicini di casa o comunque gente di passaggio che notava situazioni anomale o comunque diciamo di degrado, e noi siamo prontamente intervenuti. Questa purtroppo era un'abitazione piuttosto isolata e quindi è sfuggita un pochettino e nessuno ne era a conoscenza purtroppo. Certo, è una situazione sicuramente sfuggita di mano. Quello che è certo è che restano delle dinamiche davvero terribili, ma diciamo che paese come tutti i comuni, tutte le realtà della Marca e del Veneto d'Italia in questi mesi ha fatto fronte a un carico di situazioni critiche. Questa è probabilmente solo l'ultima di una serie. A paese c'è stata la prima vittima del Covid-19 in terra di Marca, l'ex professoressa Luciana Mangiò. Da lì è cambiato tutto, non solo per paese, Sindaco, però per la vostra comunità qualcosa è cambiato. Beh certo, ricordo quel giorno perché era verso la fine del mese di febbraio, 26 di febbraio, e temevamo ci fosse proprio l'istituzione della zona rossa, perché la prima vittima è stata riscontrata a Vo. Io sono stata contattata appunto dal dottor Benazzi quel giorno e mi ha comunicato appunto che la prima vittima in provincia di Treviso era proprio una nostra concittadina. Di lì ci siamo immediatamente mossi con la prefettura per capire se la zona di paese doveva essere appunto isolata e quindi diventare zona rossa. Fortunatamente l'indomani c'è stato un incontro appunto in prefettura e siamo stati rassicurati, però ovviamente la comunità, questo è stato un evento veramente scioccante, nel senso che poi si è rinchiusa, ovviamente c'è stata parecchia paura, di lì sono seguiti dei mesi, una serie di DPCM, una serie di linee guida, il lockdown, diciamo che è stato molto molto faticoso, da un lato perché comunque affrontavamo una situazione mai verificata prima, né dal punto di vista amministrativo, ma tantomeno esperienziale da parte delle famiglie, una cosa totalmente nuova. E diciamo ha messo a prova non solo noi amministratori, ma anche ovviamente la comunità. Dopo con calma ci si è gradualmente abituati, abbiamo cominciato a convivere un po' con questa situazione, con tutte le linee guida, con le varie prescrizioni che di volta in volta ci venivano comunicate sia da parte del governo, ma da parte soprattutto anche della regione, per poi diciamo arrivare ai giorni scorsi a finalmente a un'apertura graduale di quelli che sono i servizi, di quelle che sono le attività, perché comunque la gente è arrivata anche all'esasperazione. Io ho ricevuto montagne, valanghe di mail di persone anziane, di genitori, di famiglie, di genitori con i bimbi rinchiusi che mi chiedevano magari in condominio: posso portarlo giù in cortile, non ce la faccio più, non riesco più a gestire i bambini. Ecco, la situazione è diventata pesante un po' per tutti, dal piccino all'anziano, quindi ben venga, adesso riprendiamo gradualmente con tutti i dispositivi, con tutte le normative, le linee guida che ci vengono date, però per fortuna stiamo gradualmente tornando a normalità. Tra l'altro io so, Sindaco, che lei è impegnatissima sul fronte dei centri estivi per dare un supporto proprio a quei bambini, a quelle famiglie di cui ha parlato. Certo. Beh, diciamo che già questa settimana, l'8 giugno, lunedì, fortunatamente siamo riusciti ad attivare il servizio dell'asilo nido, quindi noi abbiamo un asilo nido comunale e con grande soddisfazione, perché poi abbiamo 30 iscritti, 30 bimbi
ovviamente divisi in gruppi di 5, quindi tutte le 6 educatrici nostre dipendenti sono occupate a gestire questo servizio con grande soddisfazione da parte delle famiglie e dei genitori. Io ero presente all'apertura lunedì, perché poi abbiamo anche il supporto della protezione civile, la protezione civile sì, nel triage, nella gestione appunto della misurazione della temperatura del genitore e del bimbo prima di accedere alla struttura, e tutti i genitori che ho incontrato ci hanno fatto i complimenti appunto e ringraziato soprattutto per la tempestività e l'imminente apertura, perché poi l'ordinanza del governatore Zaia è di giovedì. Fino a giovedì noi come uffici eravamo pronti, però eravamo nel contempo in attesa di un avallo da parte del governo, avallo alle linee guida della regione che non è mai arrivato. Da oltre 15 giorni lo attendevamo, fortunatamente il Presidente ha risolto la situazione emettendo l'ordinanza e consentendo poi a noi di aprire il servizio alle famiglie. Questo è per quanto riguarda l'asilo nido. Lunedì partiamo invece con i centri estivi. Anche qui ovviamente i costi purtroppo sono aumentati non per colpa ovviamente delle amministrazioni, ma perché ci sono delle linee guida e delle indicazioni ben chiare ovviamente che stabiliscono il rapporto degli educatori rispetto ai bimbi. Partiamo appunto dai 6 agli 11 anni, il rapporto è 1:7 ovviamente. Le tariffe sono leggermente alte rispetto allo scorso anno. Tenga presente che comunque l'amministrazione ha già investito 25.000 euro in modo tale da poter calmierare e ridurre quella che è la tariffa finale alla famiglia. Siamo in attesa dei famosi 150 milioni di euro investiti da parte del governo sui centri estivi. Ovviamente dovessero arrivare, qualora arrivassero, siamo i primi poi a voler abbassare ulteriormente le tariffe alle famiglie, questo poco ma sicuro. Certo, siamo partiti prima, nonostante appunto queste tariffe un pochino più alte, perché c'è l'esigenza. Noi abbiamo fatto una preiscrizione la scorsa settimana, abbiamo visto e abbiamo riscontrato esigenza massima da parte delle famiglie di questo servizio. Quindi, assolutamente. Rispetto a tanti comuni che vedo anche sui volantini cominciano il servizio, offrono il servizio a partire dal 6-7 luglio, quindi più in là. Noi abbiamo ritenuto opportuno partire immediatamente dopo, nel corso dell'attività. Comunque, se possiamo, rivediamo sicuramente le tariffe di nuovo per andare incontro alle famiglie. Sindaco, grazie mille. Abbiamo chiuso con un segnale concreto di ripartenza, di ritorno alla normalità. La ringrazio per questo suo intervento, grazie a Katia Uberti, sindaco di grazie a voi. Paese. Grazie Sindaco, buona serata, buon lavoro. Siamo alle battute davvero conclusive, abbiamo chiuso quindi con un sindaci sempre in trincea per questa emergenza Covid e non solo. Ringrazio Alberto Piovesan e Andrea Basso in regia, noi ritorniamo in diretta domani mattina alle 11:30. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.